Pendolari sul piede di guerra per protestare contro le novità introdotte dal nuovo orario ferroviario cadenzato che entrerà in vigore a dicembre. Per questo motivo gli utenti della linea ferroviaria Venezia-Trieste hanno deciso di costituire il Comitato Pendolari del Veneto Orientale, con lo scopo di creare una realtà rappresentativa dei viaggiatori che possa anche dialogare con chi determina le scelte degli orari. Il comitato punta anche a dire la propria sulla mobilità più in generale e di come possano essere riqualificate le aree circostanti le stazioni, ma l'obiettivo principale resta comunque la Regione, che con Trenitalia ha predisposto il nuovo orario cadenzato. A preoccupare i lavoratori e gli studenti pendolari è principalmente la scarsa informazione in merito, visto che non è stata ancora resa pubblica una bozza del nuovo orario, salvo qualche ipotesi che non lascia affatto tranquilli i pendolari. Gli utenti allarmati si chiedono infatti quale sarà il destino dei treni della fascia notturna, nonché quali conseguenze avrà la decisione di far terminare la corsa di alcuni treni a Venezia Mestre e non più a Venezia Santa Lucia, così come se sono state tenute in considerazione le coincidenze con gli autobus del trasporto locale. Queste e molte altre domande sono state già poste ai tecnici regionali e all'assessore alla mobilità Renato Chisso anche dall'Associazione Ferrovia Nord-Est, che dopo aver elaborato una propria proposta alternativa per la linea Venezia-Portogruaro l'aveva portata all'attenzione della Regione Veneto, registrando tra l'altro il pieno supporto istituzionale di alcuni comuni, tra i quali Venezia, Marcon e Quarto d'Altino, supporto che non è riuscito però a mutare le scelte regionali. Ma i pendolari non si rassegnano e per discutere delle varie problematiche hanno già fissato un primo appuntamento. Per domani sera alle 21 è infatti in programma al ristorante Al Fogolar di San Donà di Piave la prima assemblea pubblica del neonato comitato, in attesa di poter confrontarsi direttamente con la Regione.